Stati noi, gli altri. Rieccoci, siamo in rigorosa diretta, ore 23 più o meno, primo sito al Pares, appuntamento lunedì, mercoledì, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, abbiamo una telefonata in attesa, allora la passiamo immediatamente, poi vado da Elisabetta. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera a tutti, parlo da Verona. Da Verona, come si chiama? Io mi chiamo Elettra. Elettra, mi sembra, giusto? Sì. Prego signora Elettra, prego. Senta, io ho un figlio disabile in una struttura, è 2 mesi e mezzo che non lo vedo e praticamente quando è scoppiata la pandemia gli operatori erano senza mascherine perché purtroppo non ce n'erano allora. Però io adesso vorrei sapere se mio figlio è in pericolo o anche gli operatori, perché a questo punto non si fanno i tamponi lì, in quella struttura lì. Dov'è? Di Verona la struttura? Sì. Ma lei ha telefonato al direttore, al responsabile sanitario di questa... Hanno detto che stanno tutti bene. Poi risponderanno anche se stanno tutti bene, credo le avrà detto la verità, mi auguro, credo, spero. Non può fare... ma non vedendolo però sa... Perché mio figlio era abituato a venire a casa 3 volte alla settimana, adesso si trova lì da 2 mesi e mezzo e praticamente è stanco stare lì. Ma ha potuto fare una videochiamata con suo figlio? Sì, l'ho fatta più di qualche volta quando c'è qualche operatore disponibile ecco, che me lo possono passare. Mi scusi, ma che impressione ha avuto di questa, con questa videochiamata? Che suo figlio stava bene, la videochiamata l'ha preoccupata? Cioè nel vederlo, nel sentirlo, si è tranquillizzata un po'? Ma fino a che non lo vedo tu per tu no, le dico la verità. Questo però bisognerà attendere disposizione da Roma, Ho capito. Perché lì è Roma che deciderà nel momento in cui, ci auguriamo, come diceva il Presidente Incastrini, che magari dal 4 di maggio dia con tutti i protocolli necessari la possibilità ai parenti di andare a vedere i congiunti, ovviamente in queste RSA, quindi ci auguriamo che ancora 15 giorni poi le venga dato il permesso di poter vedere il figlio, o viceversa, che il figlio torni a casa. Mi scusi se la interrompo. Ma tutti dicono che nelle strutture di anziani fanno i tamponi, non è vero? Perché nella struttura dove c'è mio figlio non l'hanno fatti. E non solo nella sua struttura, anche in altre strutture inizialmente non hanno fatto i tamponi perché ovviamente presumo, io metto la buona fede, inizialmente non c'erano la possibilità di farli, presumo, perché poi ci raccontano tutti a Padova sono state fatte, giusto? Però in altre tutte le strutture. In altri casi di riposo no, sociosanitari. quindi oggettivamente noi raccontiamo quello che ci raccontano, però vedrà che a breve saranno fatti a tutti, quindi sicuramente verrà fatto anche a suo figlio, insomma, presumo. Però se sta bene ed è sano e ovviamente l'azienda e la casa di riposo dice che il figlio sta bene, insomma un po' di tranquillità, penso che non le dicano una cosa per un'altra, anche perché insomma andremo incontro a dei problemi non indifferenti, insomma. In bocca al lupo. Va bene, la ringrazio, buonasera a tutti, grazie. Sono problemi, Presidente, che ovviamente o anziani o figli o questo ovviamente di una... che si potrebbero anche risolvere magari in una determinata situazione, però mi auguro che vengano risolti, ma anche qui ci vuole sempre... Elisabetta, dal web ci sono novità? Fonti del Quirinale, il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto elezioni che è stato approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Praticamente le elezioni regionali a causa dell'emergenza coronavirus si svolgeranno in autunno, con l'ipotesi di un election day che includa anche il referendum sul taglio dei parlamentari. Quindi praticamente il governo ha respinto la volontà, diciamo, di Liguria, Veneto, Campania e Puglia, che avrebbero preferito andare a votare a luglio, e appunto ha rinviato anche le amministrative nella finestra elettorale che va dal 15 settembre al 15 dicembre. Quindi è ufficiale. Quindi, contemporaneamente... È ufficiale questo, Elisabetta?
Allora, oggi c'è stato il Consiglio dei Ministri e hanno deciso questo. Fonti del Quirinale, ti ripeto, sostengono che Mattarella abbia effettivamente firmato il decreto. Bene, così vuol dire che almeno a luglio, che era quindi davvero... praticamente anche i consigli regionali che sarebbero scaduti il 2 agosto saranno prorogati di ulteriori 3 mesi. Visto l'emergenza credo sia una cosa anche il minimo da farselo personalmente. Va bene, grazie Elisabetta, andiamo altre novità Elisabetta? No, per il momento no. Giorgio. Bene, allora andiamo con i messaggi. Mamma mia che lungo, volevo fare solo una considerazione. Se con il coronavirus dobbiamo conviverci almeno fino a quando non ci sarà un vaccino, non capisco perché scusate, il segretario Ferrari sia così ostile verso la riapertura delle attività produttive, naturalmente con le dovute precauzioni, visto che artigiani e piccoli imprenditori sono già all'agonia. No, non è che lui non voglia aprire, lui dice riapriamo perché è una necessità, però riapriamo con tutti i protocolli necessari. Io credo di aver capito quello da quello che ha detto il segretario della CGIL, dunque lui non dice di non aprire, anzi dice riapriamo però con calma e che le aziende quando sono riaperte diano garanzie per le persone che ci lavorano dentro, come d'altronde è giusto sia. Andiamo nell'altro messaggio. Buonasera, sono Paolo da Padova. Volevo chiedere, al 4 maggio, quando si potrà uscire liberamente, dobbiamo restare dentro Padova o si potrà andare a Vicenza, Asiago ed altre parti? Grazie. Questa è una risposta che il governo dovrà rispondere. All'interno della regione mi sembra che questo si possa fare. A livello interregionale credo sia una cosa sul tavolo e sia oggetto di discussione, quindi la risposta non gliela so dare, però so che ne stanno parlando e bisognerà verificare e vedere, però uno da Padova a Asiago presumo che dopo il 4 maggio potrà andare. Andiamo con il prossimo messaggio. Buonasera, volevo sapere come dobbiamo comportarci con la gente che porta fuori il cane 4 volte al giorno nei giardini dietro casa mia senza mascherina e guanti. Chiamare i carabinieri, chiamare le forze dell'ordine, non c'è alternativa. Andiamo nel prossimo. Buonasera, sono un operatore sociosanitario, dipendente di IRA Alta Vita, quindi un dipendente del Presidente che abbiamo qui, impegnato in prima linea in reparto Covid. La mia domanda è principalmente rivolta al Presidente Incastrini. Visto i risultati positivi che stiamo ottenendo in termini di contagi e di decessi, è possibile fare controlli più stretti indipendentemente dai sintomi, in particolare verso di noi operatori? Credo debba rispondere lei. Certo, volentieri. Allora io direi controlli più stretti sicuramente ne possiamo fare e ecco, diciamo che comunque tutti i dipendenti hanno fatto il tampone anche più volte, in alcuni casi addirittura evidentemente per chi è più esposto anche 3 o 4 volte. È chiaro che noi siamo stati in un certo senso diciamo comunque non voglio usare un termine improprio, ma insomma comunque privilegiati, nel senso che i tamponi sono stati fatti da subito, fortunatamente, scaglionati ma in quantità molto, molto importanti, anche se gli esiti poi, come sappiamo, sono arrivati anche in tempi abbastanza lunghi, proprio perché, come dicevamo prima, sostanzialmente l'unica struttura che processava i tamponi era la microbiologia dell'Università di Padova e quindi aveva dei tempi lunghi. Risposta a quello che la risposta ho già risposto prima. Secondo me possiamo fare ulteriori controlli anche più stringenti. Possiamo o li farà? No, li faremo, però questo compatibilmente, evidentemente, nel rispetto di tutti. Quello che volevo dire, e forse non mi sono spiegato, è questo. Cioè non possiamo pensare di essere gli unici che continuano a fare tamponi a scapito degli altri, perché dobbiamo sempre vedere il problema in maniera generale all'interno di tutta l'ASL euganea e quindi il numero di tamponi non è illimitato, per cui è evidente la preoccupazione dei dipendenti di fare molti tamponi perché evidentemente questa è una garanzia, ma non possiamo essere cannibali degli altri in senso metaforico, naturalmente, nel senso che i tamponi servono per tutti e quindi vanno distribuiti tra tutti. Noi ne abbiamo fatti molti, ne continuiamo a fare, ne continueremo a fare
però evidentemente non può essere a scapito di qualcun altro, certo, perché chiaro. Dobbiamo rispettare, insomma, ecco, è una questione di rispetto di tutti. È stato chiaro. Abbiamo collegato dal Giappone, da Hiroshima, Dario degli Agostini, andiamo a sentire. Anche in Giappone era l'unica nazione dove non siamo andati a sentire come vanno le cose. Eccolo qui, lo vedo collegato. Buonasera, anzi buonanotte, non so, che ore sono lì ad Hiroshima? Qui in Giappone sono le 6:15 circa. Di mattina? Del mattino. E l'abbiamo svegliata presto, quindi? Non è nessun problema. Ecco, allora Dario, due cose. Da quanto si trova lì in Giappone? Io mi trovo qui in Giappone da circa 2 anni ormai. Per lavoro, immagino, giusto? Per amore, innanzitutto. Ha sposato una giapponese? Sì, ho conosciuto quella che poi è diventata mia moglie in Italia e una volta che lei è ritornata ad Hiroshima, dopo un po' ho deciso di seguirla. Ha ceduto per amore e è andato in quel del Giappone. Come si sta vivendo questo momento in Giappone? Allora, la situazione secondo me sta peggiorando, nel senso che anche i giapponesi hanno preso sotto gamba la faccenda e forse anche per il motivo che tutti sappiamo delle Olimpiadi che si dovevano svolgere qui in Giappone, alcune notizie sono state un po' insabbiate qui per riuscire ad evitare questo rinvio e solamente il 25 marzo, il giorno dopo in cui le Olimpiadi sono state ufficialmente rinviate al 2021, la governatrice di Tokyo ha detto pubblicamente anche alle televisioni, ha chiesto ufficialmente e pubblicamente ai cittadini del Giappone di rimanere in casa il più possibile. Fino ad allora invece non c'erano state nessun tipo di come si dice, informazioni o comunque richieste da parte del governo giapponese verso i cittadini per riuscire a debellare o comunque ad evitare questo contagio. Dal 25 marzo in poi c'è stato comunque un boom, un incremento dei casi di coronavirus esponenziale. Ad oggi, come numeri di casi di infetti, qui in Giappone siamo circa 12.000 con 250 decessi. Beh, ma è stato monitorato, cioè sono state prese le precauzioni, mascherina, guanti, oppure potete circolare liberi nel territorio, sul territorio, insomma? Il popolo giapponese per cultura ha sempre utilizzato le mascherine non solo per prevenire il contagio o comunque di ammalarsi per raffreddori o influenze varie, ma anche per un discorso di magari allergie, quindi è sempre stato un oggetto utilizzato nella società giapponese. A livello di operatività, nel senso cosa sta facendo il popolo giapponese, lo Stato non ha dichiarato e non può comunque obbligare i cittadini a rimanere chiusi in casa. Quindi qui la vita, non dico che scorra come prima, sicuramente c'è stato un decremento delle persone che escono di casa, perché finalmente le persone hanno capito che questa situazione è seria ed è grave, però a parer mio la gente che è in strada risulta essere ancora troppa e quindi i contagi da qui in avanti non potranno che aumentare purtroppo. Beh, ma se usate già la mascherina, insomma già un bel qualcosa per limitare i danni, insomma, quantomeno. Sì, sicuramente anche a livello proprio culturale il giapponese è sempre stato un popolo che manteneva le distanze, quindi qui ad esempio quando ci si presenta, quando si conosce qualcuno di nuovo, non ci si dà mai la mano, c'è sempre comunque la distanza di sicurezza o la distanza di rispetto verso l'altra persona facendo degli inchini. Sì. Ma degli Agostini, nel dirci questo vuol dire che anche se noi manteniamo la distanza, se avete 12.000 infettati vuol dire che possono prenderla ugualmente, quindi non è una sicurezza nemmeno la distanza. Insomma, qui ogni giorno mi preoccupo sempre di più. Mi dicono che a settembre-ottobre potrebbe ritornare, poi in modo ne parlo con gli ospiti in studio. Le scuole sono aperte, quindi? No, allora le scuole sono chiuse fino al 6 maggio, come sono chiusi anche molti edifici pubblici, parlo di musei, parlo anche di alcuni ristoranti, ad esempio la catena
famosa McDonald's in Giappone qui ha chiuso più di 1900 ristoranti, anche perché in Giappone purtroppo gli spazi sono veramente molto piccoli e quindi il pericolo è che ci sia tanta gente che si ritrovi nello stesso posto e quindi il virus sia facile insomma da prendere. Penso a quell'immagine nella metropolitana di Tokyo, li spingono dentro. Nella metropolitana che si spingono all'interno, diceva il dottor Girardi. Senta degli Agostini, guarda, pensi, vediamo meglio lei in Giappone che il collegato precedente che era Monselice, che era qui vicino, pensi la tecnica, la tecnologia cosa fa? Invece la sanità com'è lì in Giappone? Allora, la sanità è per lo più privata, quindi il cittadino paga un'assicurazione sanitaria come in America? Come in America, come? Dico, come in America. Come in America, esatto. Quindi diciamo che viene restituito circa il 70% di quello che il cliente paga, ecco. Cosa sta facendo qui diciamo la sanità? Nello specifico posso dire che mia moglie lavora in una casa di riposo e anche loro hanno come si dice realizzato insomma delle operazioni di sicurezza per evitare che i pazienti contraggano il virus. Casa di riposo, scusi, casa di riposo per anziani? Casa di riposo per anziani. Certo. Prego. Quindi, dicevo, hanno vietato le visite da parte dei parenti verso i pazienti che stanno nella casa di riposo e c'è un continuo, come si dice, allerta, quindi una continua richiesta da parte insomma, dei dirigenti di questa azienda verso i lavoratori di chiedere loro di evitare di fare qualsiasi tipo di spostamento che non sia assolutamente necessario, strettamente necessario. Nel ringraziarlo ovviamente della disponibilità, che visto l'orario, rimarrà sempre in Giappone, ho intenzione di ritornare nella bella Italia, o il Sol Levante è ancora più bello? Allora, per certi aspetti sicuramente l'Italia mi manca, per altri mi trovo bene qui in Giappone, dovevo essere in Italia per trovare la mia famiglia a giugno, purtroppo i voli sono stati cancellati, speriamo di tornarci per Natale almeno. Va bene, glielo auguriamo anche noi. Grazie degli Agostini, buona permanenza in quel del Giappone. Grazie. Vedete, anche lì prendono le cose sotto gamba, però il problema che coincide così. Sono abituati diversamente. Cambia qualcosa, Girardi, lei segue gli anziani, cambia qualcosa dopo quello che è successo quest'anno nelle case di riposo per un dottor geriatra che deve seguire soprattutto gli anziani, oppure quello che avete fatto va bene e continuerete su quella strada lì, oppure questa brutta esperienza vi ha insegnato qualcosa di nuovo anche a voi? Io credo che certamente ci insegna qualcosa anche di negativo dal mio punto di vista, perché io sono un medico della vecchia scuola, mi piace visitare a mani nude perché c'è un contatto diretto con la persona, non mi piace mettere la mascherina perché l'anziano si spaventa se ti vede con la maschera arrivare, cioè questo chiaramente cambia perché non puoi più avere questo tipo di approccio con la persona, devi avere le sicurezze non solo per te ma soprattutto per loro, quindi certamente il rapporto con l'ammalato è un rapporto diverso e certamente bisognerà prestare ancora più attenzione dal punto di vista proprio della prevenzione, non soltanto dal punto di vista della prevenzione dei danni da virus e da infezione, ma anche cercare questo equilibrio con la stimolazione cognitiva, affettiva, eccetera, che in questo momento è stata praticamente abolita, e cercare di far sì che riprendano le relazioni interpersonali in un modo diverso da prima per garantire comunque uno stimolo. Noi sappiamo che la solitudine è un fattore di rischio di malattia per tutti, ma in particolare per gli anziani, e in questo momento stiamo facendoli vivere, diciamo, tra virgolette da soli, nel senso che gli mancano, ci sono le relazioni con gli operatori, certo, ma le relazioni affettive sono importanti, per cui combattere la solitudine è sempre stato uno dei nostri obiettivi. In questo momento bisognerà trovare delle forme diverse di venire incontro alle esigenze affettive degli anziani, quindi certamente sono delle sfide nuove anche per noi. Faccio una domanda che può essere anche banale, la prenda come banale, un giorno arriverà che l'anziano non muore male,
Cioè, non so se riesco a formularla bene la domanda, cioè senza soffrire, senza avere tutte quelle patologie che uno le ha quando diventa anziano. Ecco, la medicina, la tecnologia moderna, gli studi, la ricerca potrà far sì che non succederà o succederà sempre meno, oppure è la storia della vita, mettiamola così? Sì, certamente la ricerca gerontologica studia l'invecchiamento, studia anche quei... Avete visto prima, ci sono quei centenari, no? Come mai questi centenari sono così, arrivano lì in buona salute, come mai questi hanno delle caratteristiche genetiche, ma anche l'ambiente, ma anche le abitudini di vita. Cercare, prima avevo citato la dieta povera di carne, per esempio, pare che elimini alcune delle patologie, pur non aumentando la vita media, però certamente alcune abitudini alimentari, alcune abitudini di vita, certamente tendono ad eliminare quella che è la mortalità precoce, quindi le malattie incidenti su un invecchiamento fisiologico. Abolire del tutto questo credo che sia un po' difficile, si tratta di allontanare nel tempo, ma certamente abbiamo già fatto questo, perché prima nella breve filmato che avete fatto vedere si vedeva come la vita media si è allungata e anche l'età che noi consideriamo come età l'età anziana si è spostata nel tempo, no? Una volta erano gli anni 50, una volta i 65 l'età della pensione, adesso è diventata 75, quindi questo significa che la comparsa o la maggiore incidenza di queste malattie dell'invecchiamento si sta spostando più avanti nel tempo. Noi riusciamo ad arrivare in buona salute in una buona percentuale di persone fino a 65-70 anni, quindi c'è già una risposta positiva in questo senso. Senta Girardi, il premier inglese, prima che succedesse anche lui il coronavirus, ha detto gli anziani insomma moriranno, una cosa naturale, con le pecore, ha fatto tutti i bei discorsi, poi è stato colpito anche lui. Le faccio questa premessa per chiederle, l'anziano oggi nell'azienda ospedaliera da parte della sanità è curato come un paziente normale, oppure essendo anziano un attimino andrà come andrà? Perché io ho visto e ricordo, guarda, faccio un esempio, quando mio padre venne ricoverato in ospedale, una precisa richiesta al medico, sa, suo padre a una certa età, aveva 81 anni, quindi ha detto c'è po'. Ecco, in virtù di questo è una domanda. L'anziano è curato come dovrebbe essere, oppure proprio perché anziano delle volte viene curato un po' meno, con un po' meno di attenzione rispetto agli altri? Ma per quello che vedo io mi sembra che gli anziani vengano curati in maniera adeguata. Quello che secondo me, e questa mentalità sta venendo avanti, è quello di evitare l'accanimento, cioè fare delle cose eccessive in una persona che ha già tutta una serie di problematiche che gli fanno vedere che l'aspettativa di vita non sarà molto lunga, cioè fare un intervento chirurgico demolitivo su una forma tumorale, ad esempio, quando c'è già una persona che ha dei problemi di demenza, di artrosi, di allettamento eccetera, diventa una cosa non proponibile. Allora trovare l'equilibrio tra una adeguata assistenza dell'anziano e quello che consideriamo un accanimento, fare delle cose eccessive rispetto all'età e alle condizioni della persona, questo è la sfida un po' che la persona, il medico, diciamo geriatra, dovrebbe essere in grado di fare, perché ha una preparazione specifica nell'affrontare la complessità dell'anziano, soprattutto con una valutazione non soltanto della malattia, infezione, cardiopatia eccetera, ma nell'insieme, nella globalità della persona. La formazione del geriatra è proprio quella di considerare la persona nel suo insieme, considerando mente, corpo, ambiente in cui vive eccetera. In questo senso gli interventi che possono essere fatti possono essere valutati a seconda della complessità e del grado anche di autonomia della persona e dell'aspettativa di vita che ha, senza accanirsi in questo senso. Senta, da medico geriatra, e quindi ripeto ovviamente alcuni anziani, e anche un po' psicologo, presumo, con determinati anziani, la badante la vede come una cosa positiva nei confronti degli anziani oppure no? Ma la badante, diciamo, è una invenzione degli ultimi decenni in Italia. Le ho detto questo per essere chiaro con i telespettatori, essendo una badante che non fa parte della famiglia, che viene da un altro paese, che viene per prendere un stipendio, è vista ovviamente oggettivamente in maniera diversa da uno della famiglia. Ecco, l'anziano come vede psicologicamente la badante?
Anche in questo c'è una grande variabilità. Ci sono delle persone che instaurano dei rapporti bellissimi con le badanti, e anche le badanti quando vedono, io ho visto badanti piangere a dirotto quando è mancato il loro assistito, no? Perché avevano un rapporto affettivo molto bello. Così come ci sono delle persone, soprattutto donne che vivono da sole, cui gli si vuole in qualche modo imporre la badante come aiuto magari necessario. Ma dicevo, l'anziano come vede questa figura? Ripeto, è una cosa variabile. Ci sono le persone che vedono la badante come un'intrusione nella loro vita, loro erano magari abituati a vivere da soli, non lo possono più fare, non si rendono conto della propria riduzione dell'autonomia, quindi non accettano, subiscono l'inserimento della badante. Altri che invece, rendendosi conto, poi, oppure accettando, magari anche a malincuore, poi creano dei rapporti molto, molto buoni. Per cui, secondo me, il fatto che la badante consenta poi alla persona anziana di rimanere nella propria casa, nel proprio ambiente, credo che questo sia un elemento molto buono. Mi scivola tutto. Nel suo lavoro vedo ovviamente degli anziani che sono anche destinati in breve tempo purtroppo a non esserci più. Lei tra sé e sé ha mai detto piuttosto che vivere così è meglio non vivere, oppure lei lo cura e cerca di salvarlo fino all'ultimo secondo, all'ultimo momento? Lo salverà comunque, però non so, nella spiegazione della mia domanda, vedere questo che soffre, che è arrivato proprio... Lei cosa pensa? Io penso che la dignità della persona sia sempre la stessa, anche nella persona con piaghe da decubito, allettata, tutta contorta, anche con una demenza grave, eccetera. Io penso che sia una persona e questa persona vada curata nella maniera più adeguata, con le cure palliative, se vogliamo, cioè riducendo il dolore al meno possibile, evitando che soffra, evitando che si disidrati, cioè fare tutti quegli interventi che sono necessari nella sua condizione, senza quello che dicevo prima, senza l'accanimento, ma che ogni persona sia vista come persona e non come un corpo da accudire in maniera meccanica e poi lasciare andare senza nessun tipo di partecipazione affettiva. Io penso che sia importante la relazione che si crea, anche in persone che apparentemente non riescono a creare questa relazione affettiva o comunque di tipo curativo, però è importante secondo me che ci sia questo, perché altrimenti il medico diventa soltanto un tecnico. Senta, la ricerca ovviamente ha aiutato moltissimo la medicina. Ecco, la ricerca per quanto riguarda gli anziani, la medicina per gli anziani è arrivata a un ottimo livello, può ancora migliorare, migliorerà secondo lei e sì, in che tempi? I tempi questo non lo so dire, certamente è migliorata nel senso che riusciamo ad arrivare a un'età più avanzata in condizioni sicuramente migliori, quindi la geriatria in quanto tale secondo me ha fatto dei progressi notevoli. Quanto potrà arrivare non lo so dire ancora, perché appunto ci sono delle sfide che sono le cure per malattie importanti come le demenze, come le forme tumorali, come le malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, sono delle sfide ancora aperte, anche con tante difficoltà, bisogna spendere tanti soldi per la ricerca, però secondo me queste sfide sono delle sfide per la medicina del futuro, in particolare per gli anziani, perché sono tutte patologie che tendono a comparire nell'età anziana. Ultimissima, Giraldi, fino a che età si potrà e potremo vedere un trapianto in un anziano? Ecco, adesso noi noi stiamo valutando assieme al centro trapianti persone anche oltre i 70 anni. Fino a qualche anno fa i 65 erano un po' il limite per i trapianti. Adesso ci chiedono di valutare dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista multidimensionale, la persona per vedere in che condizioni è, quali sono le sue aspettative e per vedere se queste persone possono essere ancora candidate a un trapianto. Quindi siamo arrivati tra i 70, non so se arrivano anche i 75, comunque fino ai 70 anni sicuramente si è arrivati. Si sta un po' spostando in avanti l'età massima per i trapianti. In conclusione, come vede il domani di questo coronavirus? All'inizio della puntata, prima di andare in onda, abbiamo detto sicuramente che l'assessore ha detto questo virus ritornerà in autunno e avete spiegato i motivi, ce l'ha spiegato anche Giraldi, ovviamente per via della temperatura, del clima e di tant'altro. Ecco, come vedete il futuro nella situazione attuale, dove non c'è un vaccino, dove bisogna trovare dei farmaci alternativi? Ecco, come vede, Presidente, io il futuro? credo dovremmo imparare sostanzialmente a convivere. Evidentemente avremo un periodo di transizione fin quando non verrà scoperto il vaccino. Le migliori risorse a livello nazionale e a livello mondiale sono dedicate a quello, quindi auspichiamo che i tempi siano davvero i più brevi possibili, ma nel prossimo inverno. È chiaro che fino a quel momento non possiamo pensare di avere
la scomparsa del virus e che quindi non ci siano più contagi, perché ce ne quindi saranno. È cauto, la vedi in maniera... Io la vedo in maniera cauta, nel senso che credo che sicuramente sarà un sacrificio, ma dobbiamo essere molto attenti ecco, al rispetto delle regole reciprocamente, perché solo quello ci consentirà di non ammalarci e quindi di non mandare al collasso la sanità evidentemente, ma anche consentirà all'economia di ripartire, perché ecco, io davvero, ripeto, la vedo un po' sotto vari aspetti ecco, quello economico, perché noi non abbiamo ancora mentalizzato il fatto che rischiamo che il nostro modo di vivere cambi in maniera radicale, non solo per il coronavirus ma anche per altri motivi. Quindi come lo vedi il futuro? No, il futuro lo vedo in maniera positiva se saremo capaci, come abbiamo fatto sino ad ora, perché almeno io evidentemente in questi mesi come tutti ho visto la mia dimensione locale, però ho visto un grande rispetto delle regole, questo è fondamentale. Se rispetteremo le regole, secondo me riprenderemo e saremo probabilmente più forti di prima. Gerardi, come vedi il futuro? Io penso anche positivo, nel senso che l'uomo ha una capacità di adattamento, è un essere che riesce ad adattarsi, no, alle nuove situazioni, per cui non vedo cose tragiche se non chiaramente quello che stiamo già vivendo. Io penso che troveremo un modo di convivere in maniera diversa, in maniera forse, non dico peggio o meglio, diversa da quella che abbiamo fatto finora, ma che certamente troveremo il modo di convivere con questa realtà e poter comunque instaurare queste relazioni che sono fondamentali per gli esseri umani in maniera gratificante anche per ciascuno di noi e che ci aiuti a vivere. Apprezzeremo molto. Ce l'auguriamo davvero di cuore. Grazie al Presidente dell'Alta Vita IRA, Fabio Incastrini, grazie, è stato con noi, grazie anche al dottor geriatra dell'Azienda Ospedale di Padova Agostino Girardi, grazie davvero. Saluto Elisabetta Corazza. Elisabetta. Saluto a te Giorgio, ringrazio i nostri ospiti e chi ci ha seguito da casa. Bene, ricordo tra l'altro prima di salutare Dennis che mercoledì nella puntata seguiremo ovviamente la parte scuola e la parte anche ovviamente dei figli che rimangono a casa, soprattutto quelli in tenera età, per andare nelle strutture adeguate. Speriamo che il tutto venga risolto nella maniera dovuta. Grazie Dennis. Grazie, buona serata. Saluto ovviamente anche regia, vi ricordo di domani guardare i nostri appuntamenti, 10:25, chi vuole fare ginnastica ancora si collega con noi, guarda la nostra insegnante che fa la ginnastica in salotto, poi 12:30 collegamenti con il nostro telegiornale, collegamento con Marghera dove il governatore farà il bollettino giornaliero. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Despar, Eurospar, Interspar, da 60 anni, il valore della scelta.